controllo particolare per... Eccoci qua. Siamo ritornati, se non ne parlavamo intanto di liquami, un argomento molto interessante, però interessante al di là di tutto, possiamo raccontarlo. No, sicuramente è un argomento molto interessante e a volte anche complicato. Perché di cui non c'è tanta informazione. E di far capire ai nostri telespettatori a volte che i nostri agricoltori per produrre letame e liquame devono avere anche pari ettari per lo smaltimento di questi, perché su questo è il controllo specifico che noi oggi abbiamo, insomma. Certo. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Qui è Piero da Zero Branco. Da Zero Branco. Sono un agricoltore, ho i miei anni, 80 compiuti. Bene, complimenti, ci dica tutto. Voglio dire su Austrica, è da parlare dei vigneti, non si ricorda neanche 30 anni fa, era che in pieno pochino alla fine. Scusi, parli piano. 30 anni fa pagavano. Sì? No, 30 anni fa sì. davano soldi per eliminare i vigneti. Sì. Perché era qui. Adesso li ripiantano. Questo è tutto un giro per far tirare l'economia, il PIL famoso, che lo parlo uno, due cose. Seconda cosa, la pasta è fatta con grano italiano. Quale grano italiano? Se si vedono i vagoni ferroviari che trasportano granaglie, che non si vede la fine del vagone. Come tempo fa c'erano anche degli immigrati che morivano asfissiati. Io l'altro venivo da commercio, dal Ponte di Piave a Treviso c'era un trasporto di carri di granaglie, era pieno di frumento, e poi dicono pasta italiana. Italiana è cosa? Per lavoro, ma non per il prodotto. Ma arriva il prodotto che viene da fuori, no? Dove va a finire? Su quale etichetta va messo? Dovrebbero marcare quello che viene da fuori, non quello italiano. Se marcano quello che viene da fuori, ci troviamo 2 pacchi di esteri e uno di italiano. Salve e buongiorno, arrivederci. Grazie molto del suo intervento. Stravolge la cosa, cioè dire è impossibile che noi riusciamo ad avere tante produzioni per coprire le necessità, agricoltura, di non so, fare la pasta col grano italiano perché ne viene tanto dall'estero, eccetera. Noi come l'agricoltura, l'export dell'agricoltura è buono? Riusciamo a sopperire le esigenze del consumo interno? E quindi qual è lo stato di salute dell'agricoltura? Il telespettatore involontariamente ha introdotto il tema poi di questa terza parte. Sicuramente per quanto riguarda l'agricoltura veneta oggi è in piena ripresa, nel senso su alcuni settori in particolare rispetto al settore vitivinicolo. Poi il nostro telespettatore correttamente ha detto vabbè, 30 anni fa insomma se davi i soldi per spiantare il vigneto, adesso se dai i soldi per impiantarlo. Certo, è proprio così, nel senso però è il mondo che cambia, cioè l'agricoltura che cambia. Oggi gli agricoltori devono fare reddito. Se oggi il settore vitivinicolo, per la sua peculiarità, per la sua anche bravura da parte dei vinaioli, da parte dei nostri viticoltori, ha delle risposte concrete nel nostro territorio. Ricordo che la Regione Veneto è la prima regione d'Italia per la produzione vitivinicola. Penso che su questo noi dobbiamo esserne fieri e soprattutto dare la possibilità oggi agli agricoltori e ai viticoltori di esportare e di vendere i loro prodotti in maniera equa. Sicuramente per alcuni prodotti noi siamo deficitari, quindi abbiamo necessità di importarlo. Grano. Anche il grano. Per quello che noi chiediamo è che nel momento in cui si importano questi prodotti devono avere le stesse regole dei nostri agricoltori. Cioè se i nostri agricoltori hanno delle regole ferree per quanto riguarda l'utilizzo di fitosanitari, per quanto riguarda l'utilizzo di anticritogamici per la produzione di determinate colture, noi vogliamo che anche questo sia rispetto alle importazioni che facciamo, gli stessi controlli. Ma nell'Unione Europea, perché noi ci troviamo nell'Unione Europea, dalla quale arrivano i fondi, cioè sarebbe qui anche nel settore agricoltura, devono essere rispettate queste norme, quindi tutta la parte dell'Unione Europea dovrebbero essere rispettate o no? Sì, il grano che viene dalla Spagna, perché adesso abbiamo visto i dati poi della ci sono Spagna. gli accordi, allora nel momento in cui parliamo di Unione Europea è un problema che chiaramente è stato già risolto, nel senso che sicuramente i prodotti che vengono all'interno della comunità hanno le regole dei nostri prodotti. Probabilmente il nostro telespettatore si riferiva al grano, ma si riferiva al Canada e si riferiva a tutti quei paesi in cui oggi noi abbiamo degli accordi anche
tra paesi europei e altri paesi extraeuropei, e quindi noi oggi chiediamo che ci sia una garanzia su quello. Attenzione, nel momento in cui noi chiediamo questo, noi abbiamo la necessità oggi di esportare i nostri prodotti di qualità. E quindi questi accordi che vengono fatti, ad esempio quello del CETA, noi abbiamo la necessità oggi di esportare il nostro prodotto. Ricordo che il grana padano, che l'asiago, che molti formaggi, soprattutto anche i vini, oggi hanno la possibilità di vendere il loro prodotto all'esterno della comunità con questi accordi che vengono fatti, e danno la possibilità oggi agli agricoltori di avere un reddito migliore. Siamo in chiusura. Gli stati generali dell'agricoltura sono prossimi, cioè il 21 di giugno c'è l'ultimo incontro dello Stato Generale dell'Agricoltura, e poi inizieremo a parlare correttamente del nuovo piano di sviluppo rurale, che dovrà interessarci dal 2021 fino al 2027. È una tappa importante. Noi chiediamo alla comunità che ci diano gli stessi finanziamenti che ci hanno dati negli anni precedenti, anche se probabilmente con la Brexit questo non succederà, perché l'agricoltura oggi, soprattutto l'agricoltura italiana, ha necessità di avere quei finanziamenti per dare la possibilità ai nostri agricoltori per essere competitivi nel territorio, per fare quegli investimenti che diano la possibilità di vendere i loro prodotti in maniera competitiva e in maniera equa. Che presupposti ci sono, a parte la Brexit? Noi presupposti altissimi, noi siamo molto fiduciosi, quindi aggiorneremo... ma siamo sicuri che la Regione Veneto, insieme anche con altre regioni, sono a fianco degli agricoltori e delle nostre organizzazioni agricole che tutelano gli interessi di nostri agricoltori. Facciamo così, fissiamo indicativamente un altro appuntamento dopo gli Stati Generali, in modo che aggiorniamo anche i nostri telespettatori su come è andata, quali sono i presupposti, perché riguarderà un po' di anni che si giocano su questo. Grazie Maurizio Antonini della CIA Veneto e CIA Padova di essere stato qui con noi, grazie a voi come sempre di averci seguito e di aver partecipato. Poi scriveteci le vostre mail, noi le raccogliamo e poi giriamo le domande ai nostri interlocutori. Buon proseguimento.